Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Andrea Collu e benvenuti allo stadio Franco Frogheri di Nuoro. Cala il sipario sulla stagione sportiva di Nuorese e Taloro Gavoi, che oggi si affrontano per la 30ª e ultima giornata del campionato di eccellenza 2024-2025. In palio non c'è più nulla se non la volontà di chiudere bene la stagione. Entrambe le squadre infatti hanno già raggiunto l'obiettivo della salvezza e oggi, in questa passerella finale, cercheranno di conquistare una vittoria per salutare nel migliore dei modi i rispettivi tifosi. La Nuorese può trovare le giuste motivazioni per questa partita nella volontà di chiudere con una vittoria in casa dopo la sconfitta subita 2 settimane fa contro la Ferrini Cagliari, ma anche nella possibilità di sfondare quota 40 punti. Il Taloro di contro cercherà di regalare un'ultima gioia ai propri sostenitori, giunti numerosi come potete vedere dalle immagini, sostenitori giunti qui a Nuoro, città natale di Roberto Mele, bandiera rossoblù che oggi a 42 anni e dopo ben 23 stagioni con la stessa maglia dirà addio al calcio giocato. Squadre pronte a fare il loro ingresso sul terreno di gioco agli ordini della terna arbitrale composta dal signor Corrias della sezione di Nuoro, che sarà coadiuvato dagli assistenti Capotosto e Crobu, entrambi della sezione AIA di Oristano. C'è una nutrita rappresentanza di sostenitori del Taloro Gavoi giunti a dare il giusto tributo al proprio capitano. Già lo avevano fatto domenica scorsa in occasione della vittoria casalinga contro il Ghilarza, che ha sancito la salvezza matematica della squadra allenata da Massimiliano Pinna. Oggi qui al Franco Frogheri il clima è quello di festa. Ecco le squadre che fanno il loro ingresso in campo e allora noi diamo lettura delle formazioni, iniziando per dovere di ospitalità dalla squadra gavoese, che dovrebbe schierare un 4-3-3 con Fadda in porta, linea difensiva composta da Soro, Sau, Castro e Piriottu, a centrocampo Secchi, Mura e Fois, in avanti il trio composto da Litarru, Falchi e Roberto Mele. Risponde la Nuorese di mister Cirina con un modulo speculare con Trini in porta, linea difensiva composta da Puddu, Emerson, De Solis e Laconi, a centrocampo Steri con Tanda e De Murtas, tridente d'attacco con Cocco, Cossu e Manca. Bellissima immagine dei giocatori schierati al centro del campo con tanti bambini con in mano i palloncini verde-azzurri. Nuorese che saluterà questa stagione del ritorno in eccellenza con una salvezza tranquilla, anche se, come detto dal presidente e dalla proprietà del sodalizio verde-azzurro, l'obiettivo è quello di ritrovare la Serie D nel giro di 4 anni. Intanto viene premiato a centrocampo Alessandro Steri, che oggi raggiunge le 150 presenze con la maglia della Nuorese. Foto di rito col presidente della Nuorese. Ed ecco la stretta di mano tra i due capitani, Mele e Fabio Cocco. Nel settore ospiti del Taloro Gavoi tanti striscioni per ringraziare il numero 11 Roberto Mele, anche una gigantografia della maglietta rosso-blu del Taloro Gavoi con un grazie enorme stampato sotto il numero che indossa quest'oggi per l'ultima volta l'attaccante originario proprio del capoluogo barbaricino.
l'applauso del pubblico del Frogheri per questa marea di bambini che ora abbandonano il campo. Siamo leggermente in ritardo rispetto all'orario d'inizio delle 16, ma come abbiamo detto c'è stata anche la premiazione per Alessandro Steri, questo importante obiettivo raggiunto con la maglia della Nuorese. Questo primo tempo, il primo pallone rotolerà dalle parti del Taloro Gavoi, che attaccherà dalla nostra destra verso la nostra sinistra con la solita casacca rosso-blu. Nuorese invece in maglia bianca con inserti verde-azzurri. Tutto pronto, si parte, inizia qui, Nuorese Taloro Gavoi. Subito palla in avanti, respinta dalla difesa bianco-verde, controlla ora per il Taloro Fois, lancio lungo a cercare lo scatto di Secchi, fa buona guardia qui Puddu, ora il lancio lungo a cercare lo scatto sul lato destro del campo da parte di Cossu, c'è l'anticipo su di lui da parte di Piriottu, il retropassaggio per Fadda. Palla giocata per Sau. Castro. Palla in avanti, difetta nel controllo qui Fois. E allora regala una rimessa laterale alla Nuorese. Si incarica della battuta Puddu. Palla giocata al centro, lo stop elegante con il petto da parte di Tanda, poi il lancio in avanti impreciso. Recupera palla ora Emerson. Palla allargata, anche qui errore di misura da parte dell'esperto difensore brasiliano. Allora la rimessa stavolta è per il Taloro. Qui buono il controllo di Mura, poi la palla girata a Falchi. Il lungolina a lungo a cercare lo scatto di Mele. Il segnalina però fa segno che la palla nella sua traiettoria è uscita dal campo, allora sarà rimessa in favore della Nuorese. Puddu lungo in avanti a cercare Tanda, guadagna qualche metro la squadra di Ivan Cirinà. Ancora Puddu si fa vedere e riceve palla a Tanda. Ancora a cercare la verticale, c'è il buon anticipo però da parte di Mura. Qui Emerson alza un campanile per liberare, c'è la segnalazione di fuorigioco di rientro da parte di Manca. Ci sarà calcio di punizione per il Taloro Gavoi. La battuta lunga di Castro sul lato destro del campo a cercare Soro. Qui c'è la chiusura in out da parte di Laconi. Fase di studio in questi primi minuti. Ora prova a governare questa palla sul lato destro del campo Secchi, poi la spazzata in fallo laterale da parte di Emerson. Pronto con le mani Soro. Ha chiesto lo scambio al proprio compagno, ci è arrivato un tocco però di un giocatore in maglia bianca. Allora ancora rimessa, cercato Secchi, spalla alla porta, scarica ancora per Soro, la palla dentro, arriva De Solis in chiusura. Lottano su questo pallone Piriottu e Cossu. L'ultimo tocco è del giocatore con la maglia numero 20 del Taloro. Allora rimessa laterale già battuta dalla Nuorese. Steri in avanti per Tanda. D'altra parte c'è una carica irregolare ai danni di Capitan Cocco. Allora punizione in favore della Nuorese.
Tocco corto di Emerson per Steri, l'appoggio per De Solis. Ancora il numero 4 della Nuorese, Emerson, cerca il lancio lungo per Cocco, è buona la palla per il 10, poi arriva la chiusura da parte di Sau, mette fuori il Taloro che prova a ripartire ora con Litarru, braccato da due giocatori della Nuorese, prova ad andare via, finisce a terra, lamenta un colpo al volto, probabilmente non c'era cattiveria, ma arriva comunque il fischio di Corrias e sarà calcio di punizione per il Taloro Gavoi. Si fanno sentire i tifosi della Nuorese. Tanto sul pallone c'è Soro pronto alla battuta. Proverà presumibilmente a scodellare al centro dell'area di rigore. Parabola lunga a cercare Mele, la sponda di testa è buona per Litarru, ancora la palla dentro, leggermente lunga, non la può giocare Mele, ma è arrivata comunque una deviazione, allora ci sarà il primo calcio d'angolo della partita in favore del Taloro. Dalla bandierina andrà col mancino Castro. C'è movimento in area, la battuta di Castro sul secondo palo, mette fuori Emerson, palla che resta lì, colpisce di testa Litarru. È un passaggio per Trini che prova subito a far partire il contropiede della Nuorese, il controllo qui di Cossu che poi però perde palla, poi la riconquista Tanda molto bene a metà campo, qui arriva il blocco irregolare da parte di un giocatore in maglia rosso-blu. Allora, calcio di punizione per la Nuorese. La gioca corta Emerson per De Solis. Ha un po' di spazio davanti a sé, prova a prenderselo. Da uno sguardo in avanti, ma il suo lancio è troppo basso. Allora riconquista palla il Taloro Gavoi con Mele, che qui subisce il fallo da parte di Puddu. La battuta veloce di Roberto Mele a cercare lo scatto in profondità di Litarru. Arriva un contrasto, poi Litarru riesce a mantenere il possesso del pallone, entra in area, ancora Litarru, va a terra. L'arbitro fa cenno che non è successo niente. Allora può ripartire la squadra di Ivan Cirina. Litarru è rimasto a terra, allora palla fuori, arriva Trini a sincerarsi delle sue condizioni. Qui Corrias era ben posizionato, ma in ogni caso si è resa pericolosa la squadra di Massimiliano Pinna con questa iniziativa di Litarru. Proteste a dire il vero nemmeno tanto veementi da parte del numero 7 del Taloro Gavoi. Taloro che ora rimetterà in gioco, andrà a restituire palla alla Nuorese. Trini la gioca per Steri. L'appoggio per De Solis. Tanda di prima intenzione a innescare sul lato destro del campo Puddu. Qui la palla è uscita. E allora possesso che resterà alla Nuorese. Lo stesso Puddu a rimettere in gioco, va subito a cercare Cossu che riesce a liberarsi della marcatura, entra in area Cossu, attenzione, palla all'interno, non c'è nessuno in maglia bianca, ma da fuori ora prova Steri. Buon tentativo del numero 4 della Nuorese, leggermente alto sopra la traversa. Ci sono comunque gli applausi del pubblico del Franco Frogheri. Prima conclusione in porta da parte della squadra di casa. Ora è pronto a rimettere in gioco Fadda. Sau. Il lancio lungo a cercare ancora Litarru. Chiude bene la Nuorese. Poi qui l'anticipo da parte di Sau.
regolare su Manca, palla che termina fuori, possesso ancora in favore della squadra della squadra verde-azzurra. De Solis, appoggio per Steri, prova a impostare il numero 4 della Nuorese, aggredito da Litarru, allora torna sul numero 22 De Solis. Emerson, non vede sbocchi in avanti, allora ricomincia da De Solis. De Murtas si abbassa a prendere palla, ora ancora Steri, scambio con Capitan Cocco, ritmi blandi in questo inizio di gara, prova con pazienza la Nuorese. Emerson cerca lo scatto sul lato sinistro da parte di Manca, arriva la chiusura in fallo laterale. Palla ancora risputata fuori, la controlla però ancora la Nuorese. Qui lo scambio interessante, Steri prova a mandare in avanti Tanda, è ben posizionato però Litarru che spazza a cercare Mele, messo fuori causa dal corpo di Emerson. Ora la sventagliata sul lato destro a cercare Cossu, anticipato, allora prova a ripartire il Taloro Gavoi. Qui isolato fra tre maglie bianco-verde-azzurre il numero 9 Falchi, alla fine arriva l'ultimo tocco di Cossu e ci sarà rimessa con le mani in favore del Taloro Gavoi. Piriotu ancora per Falchi, controllo difettoso del 9 del Taloro Gavoi, allora rimessa per la Nuorese. Puddu lungo, arriva una spinta ai danni di De Murtas, Corrias vede tutto e fischia calcio di punizione in favore della Nuorese. Dopo una prima fase di studio, Nuorese che ha decisamente preso l'iniziativa. Ora sulla palla ci sono Emerson e Cocco. Il tocco corto del brasiliano per Fabio Cocco, scarico all'indietro, chiama ancora a palla il capitano che riceve, prova ad accentrarsi, mette dentro per Tanda, il controllo a seguire, intercettato però dalla difesa rossoblù. Qui si destreggia anche con un po' di fortuna Fois, scarica all'indietro per Castro, poi Piriottu trova la deviazione di Tanda e guadagna una nuova rimessa con le mani. Ancora il 20 lungo per Roberto Mele, prova a controllare, finisce a terra il capitano del Taloro Gavoi, è tutto regolare, allora prova a manovrare ancora la Nuorese, palla in avanti a cercare Manca, arriva la chiusura, ma possesso ancora della squadra di Ivan Cirinà con Steri. Palla dentro per Cocco, ancora all'indietro, può giocare sempre il numero 4 che poi appoggia ad Emerson. Ora Tanda, Steri, allarga a sinistra per Laconi, poi cercato Cocco, impreciso però il suggerimento per lui, allora riconquista palla il Taloro Gavoi, c'è Secchi che lotta su questo pallone, alla fine arriva la deviazione in fallo laterale. Riceve ancora il numero 4 dei rossoblù, il tocco per Soro, subito in avanti a cercare Mele, prova a proteggere questo pallone, non vi riesce, allora ci sarà rimessa con le mani in favore della Nuorese. Cercato subito Manca che ha qualche difficoltà nel controllo, salita anche la bandierina dell'assistente, l'arbitro ha lasciato proseguire per il vantaggio. Ora c'è Emerson in anticipo
L'arbitro qui ha fischiato il fallo commesso da Mele ai danni di Emerson. La battuta lunga di Emerson, decisamente troppo lunga per lo scatto di Fabio Cocco. La lascia uscire Massimo Fadda, si tiene la rimessa da fondo campo. L'appoggio per Sau che va ancora a lungo a cercare Litarru. La spizzata per Mele, poi arriva da dietro Secchi, attenzione al Taloro Gavoi. Uno sguardo al centro di Secchi, cerca il secondo palo, arriva la chiusura di Puddu che per andare sul sicuro ha preferito concedere un calcio d'angolo al Taloro Gavoi, anche se di fatto era l'ultimo uomo a poter arrivare su questa palla. Allora, corner numero 2 in favore dei rossoblù. Stavolta a battere va il numero 10 Emanuele Fois. La rincorsa di Fois, palla sul secondo palo, manca la presa Trini, non riesce ad approfittarne Roberto Mele. A dire la verità non era facile trovare la giusta coordinazione per schiacciare verso lo specchio della porta. E si fanno sentire anche i sostenitori giunti da Gavoi, davvero molto numerosi nel settore ospiti. Intanto Tanda prova ad allargare sulla sinistra per Fabio Cocco, buono il controllo del 10, poi l'ottimo ritorno da parte di Soro. Poi Litarru all'indietro per Sau, ancora Soro in avanti. Qui Secchi lotta, arriva Mele a conquistare palla, poi lo scarico per Fois, mette ordine, la mette all'indietro per Castro, l'esterno a liberare sul lato sinistro Piriottu. Lo scambio con Falchi, arriva la chiusura della difesa della Nuorese, ora prova a ripartire la squadra di Cirinà con Puddu che subisce fallo e arriva il primo cartellino giallo ai danni del numero 10 Fois. È andato a fermare la ripartenza della Nuorese Emanuele Fois. Si è preso il primo cartellino giallo della partita al 17° minuto. Sul punto di battuta è già pronto Emerson. Ancora proteste da parte di Fois. Continua a parlare con Corrias. Poi cenno d'intesa tra i due. Tanto arriva anche Fabio Cocco sul pallone. C'è ancora tocco corto per il capitano della Nuorese. Servito ora Cossu, lo scambio con Cocco, ancora Cossu, sbaglia stavolta, allora può ripartire il Taloro Gavoi con Mele, l'esterno ad aprire il campo per Litarru, se la porta in avanti, lo scatto del numero 7 molto veloce, su di lui però c'è in ripiegamento difensivo Cossu, ancora però Litarru cerca l'inserimento di Secchi, arriva la chiusura della difesa della Nuorese, De Murtas all'indietro per Tanda, non c'è pressing, allora può ricominciare da Emerson la squadra di Cirinà. De Murtas, lo scambio con De Solis, Emerson, ancora il brasiliano prova a impostare dalle retrovie, De Solis, appoggio per Steri, viene incontro, manca, Steri preferisce giocarla ancora comoda su De Solis. Ora verticale per Tanda, palla leggermente lunga, arriva la chiusura di Castro in fallo laterale. Battuta di Puddu,
Poi attenzione a Fabio Cocco, il cross sul secondo palo, lo stacco di testa e il miracolo di Fadda, poi mette fuori la difesa rossoblu. Grande pericolo creato qui dalla Nuorese con il cross di Fabio Cocco sul secondo palo per la schiacciata di testa di Manca. È stato bravo a rispondere con i piedi Fadda. Allora, primo calcio d'angolo del match anche per la Nuorese. Intanto c'è una mischia al centro dell'area. Corrias deve intervenire a sedare gli animi. Insomma, questo a dimostrare quanto sia sentita questa partita, che in ogni caso è pur sempre un derby barbaricino. Vediamo cosa decide Corrias. Continuano a beccarsi alcuni giocatori all'interno dell'area di rigore. Ancora colpi proibiti tra Fois e Tanda. Possibile che Corrias abbia anche ammonito qualcuno, ma sinceramente ci è sfuggito. Gioco che finalmente può riprendere con la battuta corta di Emerson all'indietro per Laconi. C'è un contrasto, riconquista palla ancora il numero 3, poi calcia in porta sul primo palo. Era ben piazzato Fadda, palla che termina fuori. Ci sono comunque gli applausi del pubblico per una Nuorese che si è resa pericolosa in questi ultimi minuti, soprattutto con il tentativo di testa da parte di Manca. Qui va direttamente fuori il lancio. Allora verde azzurri che possono ancora prendere l'iniziativa. Emerson all'indietro per De Solis. Puddu. Ancora il lancio lungo, lo intercetta Fois, palla che poi diviene giocabile per Kossu. C'è un errore anche da parte sua. Ora Piriottu trova la deviazione in out. E allora può respirare il Taloro Gavoi. Va lungo Piriotto a cercare ancora Mele, la spizzata per la corsa di Falchi, arriva in anticipo Emerson, poi qualche indecisione là dietro, alla fine se la cava comunque la squadra di Cirinai. Lancio lungo a cercare lo scatto di Kossu che finisce a terra. Per Corrias è tutto regolare. Allora Piriotto all'indietro per Fadda. Il rilancio del portiere del Taloro Gavoi sul pressing di Manca. Ora Mele. La gioca molto bene per Secchi che ha un po' di campo. Si fa vedere anche Litarru sulla destra, servito. Litarru può ingaggiare l'1 contro 1 con Laconi. Tiene verso l'interno, poi l'esterno destro al centro dell'area. La mette fuori qui De Solis. Ancora Taloro però. Piriottu. Palla dentro, la mette fuori Tanda. Poi Litarru arriva prima sul pallone rispetto a Soro. Fois cerca la verticale, trova la chiusura il giocatore della Nuorese. Poi può gestire ancora la squadra rossoblu. Con lo stesso Litarru che prova a tagliare il campo. Ben posizionato qui Puddu. Poi il controllo da parte di Mura. Prova a venire via il numero 8 del Taloro Gavoi. Trova la deviazione di Puddu e guadagna rimessa con le mani.
Ancora Antonino Piriottu con le mani, c'è movimento da parte di Falchi, servito invece Mura, si lotta, alla fine ne esce vincente il numero 14 De Murtas, che poi trova anche un tocco. Allora stavolta la rimessa con le mani è per la Nuorese. Lo stacco di Castro ad anticipare il proprio avversario, poi Steri la gioca bene al centro per Tanda, cerca il movimento di Cossu, arriva la chiusura della difesa del Taloro Gavoi, poi Puddu subisce anche il fallo, Corrias lascia proseguire per il vantaggio, Emerson dentro per De Murtas, cerca la spizzata per Manca, palla imprecisa, la può controllare facilmente con le mani Fadda. Castro viene incontro Falchi, buono il controllo del numero 9, poi l'appoggio impreciso stavolta per Piriottu. Allora ancora rimessa per la Nuorese. Puddu ricomincia da De Solis, si fa vedere Tanda, De Solis la gioca all'indietro per Trini, ancora il 22, può portare palla, poi la gira ad Emerson. Steri alza lo sguardo, cerca Cossu, difettoso il controllo del numero 30 della Nuorese. Allora ancora rimessa per il Taloro. Scambio con Mura, Piriottu va a lungo a cercare Mele, arriva in anticipo De Solis, palla che qui è uscita, ha tentato di tenerla in campo De Murtas ma senza riuscirci. Allora ancora Piriottu con le mani, smarcato Mele, arriva adesso su di lui in pressione Puddu, l'esperienza Roberto Mele, guadagna anche un calcio di punizione. Appoggio all'indietro per Sau. Soro. Fois di prima intenzione a cercare la verticale, trova ben piazzato Emerson. Ora però riconquista palla il Taloro, lo scambio chiesto e ottenuto da Mele. Mura allora può allargare per Falchi, si fa vedere anche Piriottu. Falchi, palla sul sinistro, la mette dentro, arriva la chiusura di De Solis direttamente in out. Piriottu ancora con le mani, si fa rivedere il Taloro Gavoi dalle parti di Trini. Falchi dentro per Mele, arriva la chiusura di De Solis, poi Steri fa ripartire Cocco, subito lungo a cercare Manca, palla però troppo lunga, direttamente tra le braccia di Fadda. Riprende subito il gioco con l'appoggio per Soro, poi Litarru, la deviazione in fallo laterale qui da parte di Tanda. Riconquista palla Laconi, poi Fabio Cocco, c'è una trattenuta, resiste in un primo momento il capitano della Nuorese, poi finisce a terra. Allora calcio di punizione per i padroni di casa. Emerson subito a cercare Cossu, anche stavolta il controllo è difettoso da parte di Alessio Cossu, stesso copione dell'azione precedente, rimessa con le mani regalata al Taloro Gavoi. Piriottu in avanti a cercare Mura, palla che resta in campo, poi Falchi contrastato in maniera irregolare da De Murtas, arriva il fischio di Corrias con qualche secondo di ritardo. Entrata in gioco pericoloso da parte del 14 della Nuorese.
Castro se la prende comoda per la ripresa del gioco, arriva il fischio di Corrias, subito lungo a cercare Falchi, arriva il tocco di testa da parte di Puddu, deviazione in calcio d'angolo, ma c'era posizione di fuorigioco in partenza da parte di Falchi. Allora, calcio di punizione per la Nuorese. Steri, Emerson, De Solis, De Murtas, arriva la pressione di Mura, ancora il 14 dentro per Steri, lo scambio tra i due, c'è lo scatto di Cossu servito da De Murtas, palla a uscire, stavolta la controlla bene il numero 30 della Nuorese, 1 contro 1, palla scaricata per Fabio Cocco che cerca una giocata di grande spessore, arriva l'intervento da parte di Fadda che devia in calcio d'angolo. Ha cercato una sorta di pallonetto Fabio Cocco, anche se Fadda non era fuori dai pali, ha comunque preferito evitare guai deviando la palla sopra la traversa. Non si è fidato della presa, tanto lo stacco imperioso di Mere al centro dell'area libera, poi l'appoggio ancora per Cocco, tanto è rimasto a terra un giocatore del Taloro Gavoi, allora si ferma Fabio Cocco, la mette fuori. Dovrebbe trattarsi di Sau, che comunque ora si è già rialzato. Anzi era Fois il giocatore terminato a terra. Intanto palla restituita alla Nuorese che ora può ripartire da De Solis. Steri. Allarga per Puddu, cerca subito la verticale, piazzato bene Piriottu, lo scatto di Falchi, ha cercato di mandarlo sulla corsa, Piriottu ha trovato per una deviazione in fallo laterale da parte della Nuorese. Può controllare ora Falchi, fa buona guardia su di lui proprio Puddu, subito il lancio a cercare Cocco, la chiusura di Sau che ora prova a sganciarsi, sulla destra c'è Littarru. Palla di ritorno per Sau, troppo corta però, allora ruba palla la Nuorese che ora ha un po' di spazio. Cocco, cercato ancora sulla destra Cossu, fa un buon lavoro qui Piriottu chiudendo, poi Falchi ancora per il 20, finta di corpo, prova a venire via ma perde palla, attenzione a Puddu che poi incespica sul pallone, perde un tempo di gioco e alla fine c'è il ritorno su di lui da parte di Mura, sarà comunque rimessa in favore della Nuorese. All'indietro per De Solis, Emerson, Laconi, converge verso il centro, poi scarica su Steri, può ragionare il regista della squadra di Cirinà, l'appoggio per Puddu, dentro per De Murtas, può girarsi, va dentro per Cossu, buona la giocata col tacco, ancora De Murtas, la chiusura qui di Mura, poi ancora il ritorno di De Murtas, trova l'ultimo tocco di Mura, allora rimane lì la Nuorese. Bella giocata di Alessio Cossu. Manca passaggio di ritorno per Puddu, poi la chiusura di Castro. E suo l'ultimo tocco, allora altra rimessa in favore della Nuorese. Puddu all'indietro per De Solis.
Emerson. Cocco. Come suo solito non dà punti di riferimento il numero 10 della Nuorese, svaria su tutto il fronte d'attacco. Puddu, palla dentro per Alessio Cossu, riesce a tenerla in campo, ancora Cossu. Il cross trova ben piazzata la difesa del Taloro, poi la deviazione da parte di Tanda che va a sfiorare il palo alla destra di Fadda. Altra grande chance per la Nuorese che ai punti sta decisamente vincendo questa sfida contro il Taloro Gavoi. Pericoli che arrivano sempre dal lato destro. Sau. Soro. Cercato in avanti Litarru, arriva in anticipo Laconi e sull'ultimo tocco. Allora guadagna qualche metro il Taloro Gavoi. Pronto Soro con le mani. Si abbassa Mele, poi protegge col corpo. Ancora Roberto Mele, riesce a sgusciare via tra due maglie bianche. Poi suggerimento per Litarru. Cerca il passaggio di ritorno per Mele. Arriva però la chiusura della difesa della Nuorese. Qui manca l'aggancio, manca. E allora Piriotto può ricominciare da Fadda. Sau. L'appoggio per Soro. Subito lungo a cercare Mele. Ancora buono il controllo. Poi va a subire la spinta di Steri, il capitano del Taloro Gavoi. Guadagna una buona punizione nella tre quarti avversaria. Buona fin qui la prova di Roberto Mele alla sua ultimissima, proprio nella sua Nuoro. Litarru batte al centro, lo stacco di Mele, poi da fuori ci prova Fois, ancora il 10 la può controllare sulla respinta della difesa della Nuorese, torna da Soro, poi Litarru, ancora per Mele, il tocco a prolungare, non c'è nessuno dei suoi, allora De Solis per Laconi che può avviare l'azione della Nuorese, De Murtas, ancora Laconi. Non si fida del passaggio per Puddu, sceglie di ricominciare. Ora De Murtas, una giravolta e poi lo scarico ancora per Puddu. Tanda. Emerson, c'è lo scatto di Steri. Emerson non lo premia. Lo scambio con Tanda, ancora il brasiliano. De Solis, appoggio per De Murtas, buon giro palla della Nuorese, poi c'è l'aggressione del Taloro Gavoi, qui finisce a terra Mele ma non c'è fallo, allora può continuare la propria azione offensiva la squadra di Cirinà. Cossu, ancora per Puddu, la giocata centrale per Steri che ora può ragionare. Cocco, ancora Steri, dentro per Manca. Scarico ancora per il capitano, poi Steri. Fabio Cocco. Uno sguardo al centro, la palla a cercare Manca. Troppo lunga, c'è l'uscita alta di Massimo Fadda. Qui il portiere del Taloro la gioca corta su Sau, subito il lancio a cercare Mele, l'anticipo di Emerson, sfida tra veterani. Steri, c'è Cocco sul lato sinistro, l'anticipo ottimo di Soro che ora prova a ripartire, dentro per Secchi, poi Litarru.
cerca il corridoio strettissimo ancora per Secchi, trova la deviazione in fallo laterale. Sau, attenzione al controllo rischioso del centrale del Taloro che però se la cava. Mele protegge sull'attacco di Tanda con l'esperienza Roberto Mele, poi il fallo qui ai danni di un giocatore del Taloro, arriva il fischio di Corrias, sarà calcio di punizione per i gavoesi. Fallo subito proprio da Simone Sau, non ha la sua prima proiezione offensiva in questo match. E ora attenzione perché salgono tutte le torri del Taloro Gavoi. La rincorsa di Fois, palla al centro dell'area, lo stacco di Castro, palla che resta lì. Alla fine la palla che finisce in rete, ma l'arbitro aveva già fischiato il più classico dei falli di confusione. È rimasto anche a terra un giocatore della Nuorese, probabilmente una spinta ai suoi danni. Dovrebbe trattarsi di manca. Allora, gioco che riprenderà col calcio di punizione per la Nuorese. La battuta corta di Trini per Emerson. Steri viene incontro De Murtas, Steri gli dice di salire, poi De Solis va lungo per Cossu, buono il controllo del 30, si gira bene, ancora Cossu, entra in area Cossu, va via, poi la mette dentro, trova la deviazione in fallo laterale di Piriottu. Dopo un paio di giocate non proprio ottimali, Alessio Cossu sta ritrovando continuità nelle giocate positive. Puddu va a lungo, c'è la spizzata, attenzione al tocco per Tanda che prova a calciare, lo fa però debolmente, la può bloccare Fadda. Tiro debole centrale del numero 8 della Nuorese. Comunque anche stavolta la squadra di Cirinà si è resa pericolosa con un'azione partita dalla fascia destra. C'è il rinvio di Fadda, buono lo stop di Litarru, poi lo scarico per Fois, cambia tutto dall'altra parte per Falchi. Il controllo del 9, ora si accentra, prova a convergere ancora Falchi, poi cerca la verticale, lamenta anche una spinta, Corrias lascia proseguire, qui lottano De Solis e Fois, riconquista palla il Taloro Gavoi, ora Secchi allarga per Soro, il cross di Soro a cercare il secondo palo, troppo lungo il traversone del laterale destro del Taloro Gavoi, e allora rimessa dal fondo in favore di Trini. Emerson va lungo a cercare Laconi, lo stop a seguire termina direttamente in out, allora riguadagna il possesso il Taloro. Qui la spizzata di Litarru per Mele, arriva la deviazione e guadagna metri il Taloro. Soro, la battuta veloce per Litarru, lascia sfilare, poi arriva la chiusura da parte di Laconi che trova anche l'ultimo tocco del numero 7 del Taloro e guadagna la rimessa. Emerson lungo a liberare Puddu, buono il controllo col petto, su di lui Falchi, la trattenuta, lascia proseguire l'arbitro, qui a mio avviso c'era il fallo
lascia comunque proseguire Corrias, il possesso resta alla Nuorese. Steri, Emerson, la sventagliata al centro dell'area per Manca, sale la bandierina del guardaline, è partito in posizione irregolare il numero 18 Massimiliano Manca, capocannoniere della Nuorese con 10 reti. Pronto al rinvio lungo Fadda, quando siamo giunti al 45esimo di questo primo tempo. Qui la spizzata di Mele e su questa giocata arriva il fischio di Corrias. Qui grandi proteste da parte dei giocatori del Taloro Gavoi, anche perché qualche secondo dopo è arrivata una conclusione a rete, arriva il cartellino giallo per un giocatore in maglia rossoblu. Tanto attenzione, strascichi polemici in questo finale di primo tempo. Qui il Taloro ha protestato tantissimo perché l'arbitro forse ha fischiato troppo presto, interrompendo di fatto una buona opportunità per i gavoesi. Ad ogni modo il finale di primo tempo è 0-0 tra Nuorese e Taloro Gavoi. Noi diamo la linea alla regia per alcuni suggerimenti commerciali. Ci ritroviamo per il secondo tempo di Nuorese Taloro. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao, per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. Il Budoni torna
torna in Serie D. Il lancio ancora verso Ugo, e solo Ugo prova il diagonale. Trina di rigore basso da Palermo. Mendes verso Altolaghire sul secondo palo, rovesciata di Doumbouya, ancora Doumbouya per la rovesciata che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascelo ha dovuto col portiere Cascelo, il Maddalena in vantaggio, minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi, sua posizione, Pilloni, si va da Calarco, solo lui la poteva chiudere. Madrid in porta di Gennaro, un capolavoro, l'avevamo detto, non va per una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Beautis. Di Aramu, Calaresu, la tiene, prova Calaresu. E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Tocco corto per la botta in porta. E l'1-0 di Yuri Senesi. Poi in area di rigore Lufufo. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente, ed eccola qua, la festa, e vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Trying to bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So, getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. In me I trust, yeah I smell like success, this Elon Musk, huh? Everybody in here ready to fight on this night, you better just run for your life. Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. Diretta dal Frogheri di Nuoro, squadre sul terreno di gioco per il secondo tempo. A una prima occhiata non dovrebbero esserci stati cambi. Dunque gli stessi 22
del primo tempo dovrebbero essere protagonisti anche di questo inizio ripresa. Comincia il secondo tempo della partita tra Nuorese e Taloro Gavoi, con i padroni di casa in possesso palla con Steri. L'apertura sulla destra per Puddu, cerca un compagno in avanti, non lo trova. Qui il rinvio tentato da Piriottu, trova una deviazione di Tanda. Allora, prima rimessa con le mani nel secondo tempo in favore del Taloro. Piriottu per Falchi, se la allunga un po', allora gliela ruba De Murtas. Poi il contrasto da cui esce inizialmente vincente Fois, poi recupera palla la Nuorese, prova il break sul lato destro con Alessio Cossu, fa buona guardia però Castro, poi ancora Piriottu, altra deviazione di De Murtas, altra rimessa con le mani. Il controllo di Mele, poi Fois si trova a gestire un pallone complicato, poi Castro allarga sulla sinistra per Mura. Ora Falchi prova a divincolarsi dalla marcatura di De Solis, che devia la palla in fallo laterale, allora guadagna qualche metro il Taloro. La battuta rapida di Piriottu per Fois, poi lo scambio. Adesso Mura prova a uscire dai blocchi, alla fine il retropassaggio direttamente per Fadda, che va in rinvio lungo. Cercato Litarru, il controllo del numero 7, braccato da Laconi, se la cava bene e subisce anche il fallo Filippo Litarru. Allora punizione in favore del Taloro. Pronto alla battuta Sau. Palla in avanti per Mele, che forse partiva anche da posizione irregolare. Azione che comunque continua, ancora col Taloro in possesso palla con Litarru. All'indietro per Soro. Lungo trova il corpo di Steri, ancora a lottare con due giocatori della Nuorese. Alla fine la palla schizza via, non la può raggiungere Cocco e Castro la lascia uscire. Si tiene la rimessa da fondo campo. Castro. Cercato ancora Falchi, difettoso il controllo, poi si lotta su questa palla, torna a Mura, la riconquista, prova ad accelerare il numero 8 del Taloro Gavoi, poi il servizio per Falchi, arriva l'anticipo da parte dei difensori della Nuorese, palla che resta giocabile ancora per Mura, che allarga sulla destra per Soro, ha un po' di spazio. Soro per Litarru, 1 contro 1 con Laconi, poi Litarru si prende il fondo, il cross al centro, la mette fuori Emerson, ma c'è ancora il possesso per il Taloro Gavoi. Qui posizione irregolare di Litarru sul tocco di Soro, e allora calcio di punizione in favore della Nuorese. Battuta di Emerson, poi Tanda per Laconi, subito aggredito da due giocatori del Taloro Gavoi, fallosamente secondo Corrias. Allora calcio di punizione ancora per la squadra di casa, calcio di punizione che sarà da ribattere. Il tocco di Emerson per Steri, Cocco, De Solis. Centralmente per Steri, non è una palla facile, alla fine la gestisce bene il numero 4 della Nuorese, che libera Laconi sulla sinistra. Lo scatto di Manca, qui perde il tempo utile per la giocata Laconi, allora recupera il Taloro Gavoi, qui però se la allunga, resta comunque in campo, poi arriva la carica irregolare di Emerson ai danni di Litarru. Allora calcio di punizione in favore del Taloro.
Castro. Suggerimento per Falchi, braccato, finisce a terra, l'arbitro Corrias fischia il fallo di Laconi. Calcio di punizione per il Taloro Gavoi. Pronto alla battuta corta Castro per Sau. Palla all'interno dell'area, lo stacco di Mele. E qui manca di poco il tocco vincente Mura. Ottima sponda però di Roberto Mele, che ha svettato su tutti. Rimessa dal fondo, battuta da Emerson, corta per De Solis. Palla lunga nella zona di Castro. Ancora Mele. In questa occasione defilato sul lato sinistro. Poi Falchi, costretto a ripiegare all'indietro su Piriottu. Poi il buon movimento ancora di Falchi, qui però perde palla il Taloro Gavoi, allora Tanda può manovrare per la Nuorese, finisce in un imbuto, subisce anche il fallo da parte di Steri. Calcio di punizione in favore dei verdeazzurri. De Murtas cerca il centro per Manca, segnala però posizione di fuorigioco il guardaline. Allora altro calcio di punizione per il Taloro Gavoi. Il lancio lungo direttamente tra le braccia, anzi tra i piedi di Trini. Emerson nello spazio a cercare Tanda, arriva la chiusura di Soro direttamente in fallo laterale. Tornano a farsi sentire anche i sostenitori del Taloro. Emerson, De Solis. Laconi all'indietro per Trini, il pressing di Roberto Mele, Trini con rinvio basso, palla che rimbalza a metà campo, alla fine prova a gestirla il Taloro Gavoi. Qui il recupero di Secchi, attenzione alla sbracciata di Litarru ai danni di Puddu, le proteste del pubblico della tribuna del Frogheri. Intanto Castro cerca ancora Secchi, controllo all'altezza della linea laterale, qui Litarru cerca di venire via dalla doppia marcatura, arriva il fallo ai suoi danni, allora calcio di punizione per il Taloro Gavoi. Sul punto di battuta ci sono Castro col mancino e Fois col destro. Vedremo per quale soluzione opterà la squadra di Massimiliano Pinna. Batte col sinistro a rientrare Castro, la deviazione e il gol! Attenzione, dovrebbe esserci stata la deviazione di Litarru, ma qui Corrias ha un cartellino tra le mani, allora tutto mi fa pensare che la deviazione in rete sia stata con il braccio. Anzi, non si trattava di forse di Litarru, ma di Mura. Tanto ci sono le proteste dei giocatori del Taloro Gavoi. Se non sbaglio la deviazione è stata proprio del numero 7 Litarru.
Ad ogni modo, ciò che conta è che il gol è stato subito annullato. Nel frattempo prepara il primo cambio il Taloro Gavoi, pronto ad entrare col numero 19 Alessandro Pugeddu. Entra al posto di Falchi. Tanto il pubblico della tribuna prende di mira ancora Litarru, che probabilmente ha battibeccato con la panchina della Nuorese. Vediamo se Corrias prenderà qualche decisione importante. Continua a incalzare il pubblico Litarru in modo polemico. A mio avviso sta rischiando il numero 7 del Taloro Gavoi, anche se Corrias ha visto tutto e non è intervenuto a livello disciplinare, anche perché Litarru è appena stato ammonito. Tanto gioco che finalmente riprende con la Nuorese in possesso con De Murtas. All'indietro per Emerson. Palla sulla destra per De Solis, poi retropassaggio per Trini. Il rinvio lungo a cercare sulla destra Laconi. Qui attenzione a De Murtas. Servito proprio Laconi, palla a rimorchio, arriva la chiusura del ottimamente piazzato Sau, che la spazza senza pensarci su due volte in fallo laterale. Ha già battuto la Nuorese. Tanda, palla dentro per Manca, svetta ancora Sau, poi rinvia la difesa del Taloro nella zona di Emerson, che la lascia sfilare direttamente tra i piedi di Trini. Tanda, subito aggredito da Fois, vince il contrasto il numero 8. Allora attenzione a Fabio Cocco che ha un po' di spazio, allarga sulla destra ancora per Laconi. Il cross deviato, attenzione alla palla al centro, cerca la sforbiciata, poi Cossu calcia col sinistro. Intanto è arrivato il fischio di Corrias, probabilmente ha visto un gioco pericoloso sul tentativo di rovesciata da parte di Cossu, di Manca, scusate. Allora, calcio di punizione in favore del Taloro. Piriottu, sguardo in avanti, lancio lungo a cercare Mele. Stavolta è difettoso il controllo del capitano del Taloro, che però torna su questa palla, la riconquista, prova a venire via dalla marcatura, subisce il fallo da parte di Laconi e conquista un preziosissimo calcio di punizione. La battuta rapida di Mele, ma è tutto da rifare. Fischio di Corrias, ora sì, si può battere questo calcio di punizione. Sulla palla c'è Castro. Palla lunga, lo stacco di Tanda. Governa il pallone ancora il Taloro Gavoi, però con Fois. Subito a cercare sul lato destro Litarru, ottimo l'aggancio del numero 7. Braccato da Puddu, ancora Litarru, rientra. C'è l'appoggio di Soro, il cross basso, libera Steri che va subito in avanti a cercare Manca. Ora Cossu può controllare. Si gira Cossu, il cambio di gioco a cercare Fabio Cocco. Qui fa buona guardia Piriottu e riconquista il pallone per il Taloro Gavoi. Castro, Mura, palla per il nuovo entrato Pugeddu, sbaglia la prima giocata. Allora Emerson ancora lungo a cercare Manca, il controllo col petto di Manca, si gira, al centro non c'è nessuno, allora scarica per Fabio Cocco, le finte del capitano della Nuorese, prepara il cross, poi torna sul sinistro. Ancora Cocco, arriva il traversone a cercare Manca, palla messa fuori, dall'altra parte c'è Alessio Cossu,
perde l'attimo, poi la riconquista, molto generoso qui il numero 30 della Nuorese, arriva l'intervento di Litarru, suo l'ultimo tocco, allora resta lì la Nuorese con la rimessa battuta da Puddu, all'indietro per Tanda. Steri, De Murtas in verticale a cercare Manca, arriva la chiusura però, poi c'è il tocco di De Murtas sul rinvio di Castro, riconquista palla la Nuorese. Manca lo scambio con Fabio Cocco, palla messa fuori e la può riconquistare Litarru che cerca subito la profondità. Trini la lascia sfilare, palla troppo lunga per Pujeddu e allora rimessa da fondo campo per la Nuorese. Steri, Tanda, ancora il numero 8 con l'esterno dentro per Manca, subito aggredito da due giocatori fallosamente qui da Sau. Allora guadagna un calcio di punizione all'altezza della linea mediana la Nuorese. Battuta corta di Emerson per Tanda, alza lo sguardo il numero 8, poi torna dal centrale brasiliano. Trini, De Solis, ancora Tanda, prova a portare un po' di pressing Secchi, alla fine costringe i difensori della Nuorese al retropassaggio per Trini. Ora Emerson, De Murtas, Emerson trova un buon corridoio centrale per Tanda, subito il lancio lungo a cercare Manca, troppo lungo, facile la presa di Fadda. Piriottu, centrale per Fois, alza lo sguardo il 10 e cerca il cambio sul lato destro ancora per Litarru, stop a seguire, stavolta non riesce ad andare via alla guardia di Puddu, poi Emerson, il rilancio nella terra di nessuno, ci arriva comunque Manca a insidiare Sau, quantomeno lo costringe a forzare il lancio e dunque a sbagliare. Dunque possesso ancora per la Nuorese. Emerson all'interno per De Solis, prova a sganciarsi, subisce il fallo di Mura, arriva il fischio di Corrias. Tanto probabilmente sta preparando un cambio anche Ivan Cirinà. Trini, il rinvio lungo a cercare il movimento di Alessio Cossu, palla deviata, la rimessa sarà in favore della Nuorese. Tanda lascia il compito della battuta a Laconi. Servito Manca, defilato sulla sinistra, cerca il fondo, poi trova Alessio Cossu, palla centrale per Cocco, la sponda per Tanda, si fa vedere ancora Puddu, il cross al centro, palla resta lì, attenzione alla rovesciata e il miracolo di Fadda su De Murtas che stava per farlo veramente bellissimo. Grandissima chance ancora per la Nuorese. E allora salgono anche i decibel al Frogheri. La rincorsa di Fabio Cocco, palla sul secondo palo, lo stacco di Manca che non trova la porta. Nuorese che però torna a bussare pericolosamente dalle parti di Fadda. Occasione capitata a De Murtas veramente clamorosa. Tanto arriva la prima sostituzione anche per la squadra di casa. Esce Manca ed entra il numero 27 Giuseppe Cocco.
gli applausi della tribuna del Frogheri per Massimiliano Manca, che dunque chiude la sua stagione con 10 reti. L'abbraccio poi con Ivan Cirinà. Giuseppe Cocco va a occupare lo stesso ruolo, la stessa posizione in campo del giocatore appena uscito, comunque quello di punto di riferimento centrale in attacco. Qui sbaglia l'uscita Mura, allora attenzione a De Murtas che subisce il fallo, arriva il calcio di punizione, poi rischia qualcosa, allontanando la palla proprio Mura. Corrias sceglie di sorvolare. Giuseppe Cocco che nella scorsa giornata ha realizzato una doppietta sul campo della vincitrice del campionato, il Budoni, nella pirotecnica vittoria della Nuorese per 4-3. Ma intanto seguiamo questo calcio di punizione. Sulla palla ancora Fabio Cocco ed Emerson. Sarà il capitano a battere, cercato sulla destra Puddu che subisce il fallo. Ancora da parte di Mura. Allora, calcio di punizione da una posizione più ravvicinata per la Nuorese. Mentre è in corso il 22esimo minuto di questo secondo tempo. Nuorese che si è resa molto pericolosa con De Murtas qualche minuto fa con un grande gesto atletico. È stato bravissimo l'estremo difensore del Taloro Gavoi a deviare sopra la traversa. Il fischio dell'arbitro, la battuta al centro, Fadda qui combina un disastro, se la mette in rete da solo e allora arriva il gol del vantaggio della Nuorese con Emerson, il mancino velenoso del giocatore brasiliano, ma grandi responsabilità di Fadda che era stato molto bravo qualche minuto fa su De Murtas, in questo caso invece ha commesso un errore. Come spesso accade, errore del portiere significa gol. E si tratta del primo gol di Emerson nella sua seconda avventura a Nuoro. Lui che aveva già vestito la maglia della Nuorese nel periodo d'oro che ha visto la squadra del capoluogo barbaricino giocare la Serie C2. Poi tante esperienze anche in Serie A e in Serie B per questo giocatore splendido che a 45 anni continua a giocare in maniera egregia. Intanto qui cerca subito la reazione il Taloro Gavoi con la conclusione di Castro. Murata. Tanto sono rimasti a terra Mele e un giocatore della Nuorese. E infatti ha richiamato l'attenzione dell'arbitro Trini. C'è da capire chi è il giocatore in maglia bianca rimasto a terra. Dovrebbe trattarsi di De Solis, che comunque si è rialzato, forse ha subito un colpo in occasione della mischia di qualche istante fa.
Tanto ci ha raggiunti in postazione Francesco Tuffu, voce storica della Nuorese. Allora chiediamo subito un commento sulla partita e sul gol segnato da Emerson. Lo hai sottolineato tu, Andrea. Emerson ritrova il gol al Franco Frogheri facendo vivere i vecchi ricordi a questo pubblico. Emerson che ha iniziato qui il suo grande percorso calcistico, che è arrivato, come hai detto, fino alla Serie A. Primo gol in questa sua seconda esperienza, gli altri 2 li aveva fatti l'anno scorso in trasferta. Allora riprendiamo la linea per commentare live la partita. C'è il tentativo ora sul lato sinistro da parte del Taloro Gavoi con Pujeddu, il cross al centro tagliato, palla che passa, non ci può arrivare Secchi. Allora la sfera oltrepassa la linea di fondo campo, si riprenderà con la rimessa in favore della Nuorese, mentre vediamo a terra Fois, forse colto da crampi, mentre si prepara un nuovo cambio tra le file della Nuorese. Sostituzione per la Nuorese, esce il numero 14. Fuori De Murtas, dentro il numero 15 Simone Pitirra. C'è un cambio anche nel Taloro. Sostituzione per il Taloro. Entra con il numero 3 Antonio Fadda, proprio al posto di Fois, non ce la fa. Gioco che può riprendere. Qui Tanda alza un campanile a metà campo, poi cerca subito il primo controllo Pitirra, poi Litarru tiene la palla in campo con un colpo di tacco, riconquista comunque la sfera la Nuorese, prova a venire via qui Laconi che fa partire il contropiede. Qui c'è il grande recupero di Piriottu su Fabio Cocco, poi il retropassaggio per Fadda, il controllo di Steri con il petto, la finta di Steri, viene dentro il campo, se la allunga un po' troppo, allora recupera palla il Taloro Gavoi, prova a prendere l'iniziativa proprio il nuovo entrato Antonio Fadda. Qui cerca di vincolarsi Laconi, poi perde palla, allora Mura subito in avanti a cercare Litarru, la chiusura in fallo laterale di Emerson. Altra sostituzione per la Nuorese, concede la standing ovation al capitano Fabio Cocco, Cirinà. Fascia di capitano passa a Emerson ed entra il numero 24 Sergio Catte. Applausi scroscianti e meritati per Fabio Cocco, autore di 5 reti in questa stagione. Fabio che chiude questa ennesima stagione con la maglia della Nuorese, ha superato le 300 presenze. Sarà ancora Nuorese per Fabio Cocco, perché nei mesi scorsi era uscito un rumors, in base a un equivoco, ma era uscito un rumors secondo cui avrebbe chiuso la sua carriera, avrebbe iniziato ad allenare, ma è stato solo un fraintendimento. È un bel passaggio di consegna, perché entra a Catte, uno dei giovani più promettenti, ma anche nella Nuorese 2025-2026 ci sarà Fabio Cocco. Questo doveroso per rassicurare anche chi magari nei giorni scorsi aveva letto certe informazioni un po' travisate. Tanto il gioco riprenderà con il calcio di rinvio dal fondo da parte di Trini. Palla lunga a cercare Giuseppe Cocco, c'è l'anticipo di Sau, poi manca l'aggancio Pitirra,
Ora prova a giocarla Fadda, ma recupera palla la Nuorese con Laconi che spazza in avanti, palla che termina direttamente in out. La gioca Massimo Fadda. Croce delizia oggi per il Taloro Gavoi. Qui l'anticipo su Pujeddu da parte di Puddu, poi si sgancia Mura, chiede il passaggio di ritorno e lo ottiene, ma arriva in anticipo Emerson che poi spazza, trova anche la deviazione da parte del giocatore del Taloro Gavoi e allora guadagna la rimessa con le mani la squadra di casa. Emerson lungo, trova però la deviazione di Soro, poi Cossu, palla che resta lì, c'è un rimpallo e sarà nuovamente rimessa con le mani in favore della Nuorese. Altro cambio per Ivan Cirina. Fuori Cossu e dentro col numero 12 Caddeo. Qualche minuto anche per Mattia Caddeo, ce l'ha spiegato in un'intervista qualche settimana fa. Stagione annata, fortunata da un punto di vista personale per la sua prima paternità, è nata la figlia, meno dal punto di vista calcistico. Tanti infortuni che hanno condizionato questa sfortunata annata divisa tra la Ferrini nella prima parte della stagione e la Nuorese in questa. Per un giocatore che ha fatto 58 gol nelle ultime 3 stagioni, quest'anno la fortuna non lo ha assistito particolarmente, a prescindere dalla maglia che indosserà l'anno prossimo. Arrivi il miglior in bocca al lupo per questo bravissimo giocatore. Ti volevo chiedere un parere sulla stagione invece di Alessio Cossu. Alessio Cossu ha disputato una buona stagione, più a suo agio forse in questo finale nel ruolo di attaccante esterno. Ha fatto anche il quinto di centrocampo, l'ha fatto bene, l'ha fatto con generosità, ma questa è la sua posizione. Ha ancora margini di miglioramento, anche lui come Cat è uno dei migliori prospetti di questa Nuorese, che ha saputo quest'anno valorizzare anche i giovani insieme a tanti elementi di esperienza. Tanto prendiamo la linea perché c'è subito la prima palla toccata da Caddeo, persa però in questa occasione. Allora può ripartire il Taloro Gavoi con la verticale di Pujeddu a cercare Litarru. Il duello con Emerson, forse qui ha strattonato il numero 7 del Taloro Gavoi e allora il calcio di punizione per la Nuorese. Nuorese che nel suo progetto a lungo termine crede moltissimo nella valorizzazione dei giovani, in particolare dei giovani locali. Questo naturalmente è un aspetto da sottolineare. Tanto qui perde palla Tanda, Pujeddu, cercato Litarru, poi Mele. La prolunga in avanti, subisce il tocco falloso e guadagna calcio di punizione. Poi ha qualcosa da dire a Steri, particolarmente nervoso in questo secondo tempo Roberto Mele. Dopotutto è pur sempre un derby e perderlo, anche se non c'è più nulla in palio, non fa certo piacere. Sistema il pallone proprio Pujeddu, pronto alla battuta. Sono saliti i saltatori dei rossoblù. Il fischio di Corrias, la palla dentro a cercare proprio Mele, la mette fuori la difesa della Nuorese, poi rincorre questa palla Sau, la protegge bene, guadagna rimessa con le mani. Lascia il compito a Castro che potrebbe provare ad andare lungo. Intanto c'è un contrasto forse fortuito al centro dell'area. Qui Litarru solleva di peso il giocatore della Nuorese terminato a terra.
trattava del numero 15 Pitirra. Insomma, Litarru continua a rischiare con questi atteggiamenti. Per sua fortuna oggi Corrias è stato abbastanza benevolo. La rimessa lunga è preda di Puddu. Altra rimessa già battuta dal Taloro Gavoi, che intanto prepara un altro cambio. A bordo campo è pronto a entrare Leonardo Vacca con la maglia numero 17. Tanto Piriottu taglia il campo e trova l'ottimo controllo di Pugedu. Doppio passo, palla sul sinistro, ribattuta, poi ancora Pugedu, troppo ovviamente il suo intervento, poi spazza via la palla e si prende il cartellino giallo. Taloro Gavoi che ha decisamente perso i nervi in questa fase di gara, Francesco. Ogni tanto si rivede lo spirito del derby, dicevamo nell'intervallo che forse era il grande assente fino a quel momento. Queste scaramucce sono un po' tipiche di questa partita che si gioca con qualche interruzione da 25 anni, oltre 50 precedenti tra campionato e coppa, sempre partite molto sentite. Abbiamo parlato di come questo nuovo corso della Nuorese punti a valorizzare i giovani del territorio, ed è quello che il Taloro Gavoi, bisogna assolutamente riconoscerlo a questa bellissima realtà del centro Sardegna, fa praticamente da sempre e galleggia soprattutto con i ragazzi della zona, anche con ragazzi di Nuoro, il capitano Roberto Meli è uno di questi, anche Falchi, la Pia, insomma anche altri, l'assente De Lusso, ecco, tanti giocatori nel territorio per una società che è davvero un modello da seguire. Grazie Francesco, intanto la Nuorese prova a farsi rivedere dalle parti di Fadda, qui guadagna una rimessa con le mani, pronto a rimettere in gioco Puddu. Tanda, palla che schizza, prova a giocarla qui col numero 27 Giuseppe Cocco, arriva l'intervento falloso però, e allora arriva anche il fischio di Corrias per il calcio di punizione in favore del Taloro. Il rinvio di Fadda, il retropassaggio di Emerson per Trini che si impegna ma non riesce a impedire alla palla di uscire, e allora di fatto la Nuorese regala un calcio d'angolo al Taloro Gavoi, che ha una nuova opportunità per farsi vedere dalle parti di Matteo Trini. Pronto alla battuta Litarru, parabola lunga sul secondo palo, lo stacco di Castro anticipato però da un difensore in maglia bianca, e allora rimessa laterale dall'altro lato, sarà proprio Mauro Martin Castro a rimettere in gioco. Attenzione a Mele, si ritrova la palla tra i piedi, poi calcia non molto bene. Qui sbaglia il disimpegno però la Nuorese, allora recupera Pugedu, ancora il 19, poi rimedia con un ottimo intervento in scivolata a Puddu, concede solo rimessa con le mani. Qui la battuta corta per Pugedu, il duello di Pugedu con Puddu, poi la palla tagliata al centro dell'area, arriva una deviazione, palla insidiosissima. E allora conquista un altro calcio d'angolo il Taloro Gavoi, che in questo finale cerca il forcing per trovare il gol del pareggio. La rincorsa di Castro, palla a uscire, qui sbraccia Mele con Emerson, palla che resta lì, si può giocare per Corrias, allora Pugedu, la finta si libera per il cross basso, arriva sicuro Trini a bloccarla.
La gioca subito l'estremo difensore della Nuorese per Steri, che si prende un po' di campo, poi cerca il lancio lungo per Caddeo. L'intervento della difesa del Taloro, che ora prova a ripartire con Litarru. Sulla destra c'è Pugeddu. Subito il cross al centro dell'area e manca la deviazione. Il nuovo entrato Fadda, ma era tutto inutile perché è salita la bandierina dell'assistente a segnalare fuorigioco del numero 3 del Taloro Gavoi, e allora gioco che riprenderà con il calcio di punizione per la Nuorese. Il rinvio lungo di Emerson a cercare Giuseppe Cocco, la spizzata per Caddeo, arriva in anticipo qui Sau, intervento in ritardo di Caddeo che si prende il cartellino giallo. Guadagna qualche metro Fadda, la battuta lunga del portiere del Taloro Gavoi a cercare Pugeddu, il tocco di Puddu, poi Emerson a liberare Giuseppe Cocco, prova lo stacco, manca però il contatto col pallone, allora guadagna rimessa con le mani il Taloro Gavoi. Protegge Puddu e alla fine riconquista il possesso. Lancio lungo a cercare Caddeo, la spizzata per la corsa di Cocco, riesce a tenerla in campo il 27, è fresco, attenzione a Cocco che converge verso il centro, ancora Cocco, braccato da Soro, poi Caddeo, la sterzata di Caddeo con l'esterno, buono il suggerimento per Tanda, il cross al centro di Tanda, troppo corto, facile preda per la difesa del Taloro Gavoi, che ora prova a farsi rivedere in avanti con Litarru. Per Corrias c'è fallo, allora calcio di punizione per la Nuorese. La battuta di Emerson a cercare sul lato opposto il proprio compagno, qui arriva il fallo. Gioco che riprende con il Taloro in possesso palla, arriva subito però il recupero della Nuorese. Cocco, Tanda, buona la giocata su Pugeddu, ancora Tanda cercato da Giuseppe Cocco, fase di gioco molto confuse, alla fine arriva il recupero da parte di Vacca per il Taloro Gavoi che la gioca all'indietro, mentre la visibilità diventa problematica a causa di alcuni fumogeni accesi presumibilmente dai sostenitori della Nuorese. Anzi, in realtà si tratta di nebbia. Sì. Siamo guardati intorno. Semplicemente nebbia, perché insomma se fossero stati fumogeni sarebbe stato davvero preoccupante. Intanto Trini fa suo questo calcio di punizione. Uscita di Trini e colgo l'occasione per chiederti, Francesco, sarebbe diciamo una degna conclusione della stagione per questo portiere concludere questo match con la rete inviolata, visto anche l'erroraccio nell'ultimo match casalingo contro la Ferrini, cose che purtroppo capitano anche ai migliori, e Trini è stato uno dei migliori, uno con un grande curriculum, ha vinto anche un torneo di Viareggio con la Juventus, ha giocato anche da professionista. Purtroppo un movimento errato, complice il suo compagno che era girato in quel momento, un movimento del busto errato. Devo dire che il giorno Matteo ci è rimasto davvero sotto per questo errore, era davvero molto dispiaciuto. Fa piacere, come hai detto tu, che oggi possa togliersi questa soddisfazione. Tanto Caddeo ci ha provato, è andato anche vicino al gol. Esatto.
E ci riprova il Taloro ora con questo lancio lungo per Mele, lo stacco, attenzione al retropassaggio di Emerson per Trini. Nelle vicinanze c'era Litarru, che però non è riuscito ad approfittare di questo alleggerimento per il portiere della Nuorese. Intanto segnalati 5 minuti di recupero. Il rinvio di Trini a cercare lo stacco di Cocco, l'anticipo da parte di Soro, poi prova a gestire questa palla il Taloro, ora con Mele, tocco in avanti per Litarru, manca il primo aggancio, poi l'intervento ad opera di De Solis che scaglia il pallone direttamente in tribuna. Rimessa in gioco di Soro per Pugeddu, palla sul sinistro, poi lo scarico ancora per Soro. Pugeddu prepara il cross, rimpallato sul piede di Tanda, palla che resta lì, poi Sau alza un pallone verso la porta della Nuorese, è facile l'intervento di Trini. Il rinvio del portiere della Nuorese a cercare Cocco, la mette giù bene, se la allunga un po', poi il rimpallo che favorisce il Taloro Gavoi. C'è stato anche fallo a giudizio di Corrias e allora calcio di punizione per i gavoesi, quando è trascorso quasi un minuto e mezzo di questo recupero. Ultimi tentativi per i rossoblù di acciuffare il pareggio. Fadda lungo in avanti, lo stacco di Emerson, palla che resta lì, finisce a terra Litarru, poi dall'altra parte attenzione alla palla giocata da Fadda, ha tentato il cross basso, è arrivata la deviazione, sarà ancora corner per il Taloro. Pronto alla battuta del calcio d'angolo Litarru, tutti dentro, la palla sul primo palo, la deviazione tentata da Secchi, poi ancora Litarru, basso, mette fuori la difesa biancoverde, ma ancora il Taloro in avanti, qui non riesce ad agganciare Piriottu e allora possesso che torna alla Nuorese, che può smorzare i ritmi mentre finalmente si rinizia ad avere un po' di visibilità sul campo. Rimessa lunga di Emerson a cercare Caddeo, il controllo di Caddeo, qui bruttissimo intervento di Pugeddu col piede a martello, arriva il cartellino giallo per lui ed è il secondo e allora finisce qui la partita di Alessandro Pugeddu, va via senza nemmeno protestare ovviamente, intervento forse addirittura quasi da rosso diretto, Francesco. Sì, si era preso qualche rischio anche prima Pugeddu, prende questo rosso senza colpo ferire, abbandona il campo senza protestare, peraltro Pugeddu uno dei tanti ex di questa partita, aveva giocato nella Nuorese per 2 stagioni dal 2014 al 2016, tanto si accendono gli animi in panchina e il derby insomma lo stiamo riconoscendo in questi minuti finali, è proprio lui. Intanto la Nuorese sta addirittura preparando un altro cambio che potrebbe prolungare il recupero. Eh sì, ancora una volta abbiamo visto Litarru abbastanza nervoso, ma è forse uno dei giocatori che lo sente di più. Abbiamo visto qualche battibecco tra un giocatore della Nuorese, proprio tra Puddu e un elemento della panchina del Taloro Gavoi. Intanto è entrato il numero 20 Lorenzo Filia per questo finale in cui la Nuorese giocherà con un uomo in più. Qui batte male Emerson e allora la rimessa laterale sarà per il Taloro Gavoi. La rimessa di Soro a cercare Litarru.
c'è la spinta su di lui ai danni proprio di Filia, e allora calcio di punizione per il Taloro Gavoi. Ci sarà da recuperare qualcosina in più probabilmente, perché i 5 minuti stanno scadendo in questo momento, ma si è perso un po' di tempo. Allora probabilmente sarà l'ultimo tentativo per il Taloro, se riusciremo a vederlo. Sì, lasciamo molto spazio all'immaginazione in questo momento, perché davvero la visibilità da questo punto di osservazione è praticamente nulla. È arrivato un fischio, probabilmente sarà calcio di punizione per la Nuorese. Sì, dovrebbe essere così. Pubblico chiama a gran voce il fischio finale, il rinvio di Trini. Corrias lascia giocare, qui lo stacco di Castro, poi Secchi subito in avanti a cercare Mele, attenzione all'Itarru, ed eccolo qui il triplice fischio finale dell'arbitro Corrias. Il derby termina 1-0 in favore della Nuorese, finale come potevamo aspettarci molto polemico. Abbiamo visto anche Mele abbastanza nervoso, lui nuorese Doc ovviamente ci tiene tantissimo a questa partita nella sua Nuoro. Ad ogni modo termina nel migliore dei modi la stagione della Nuorese, nel suo primo anno dopo il ritorno in eccellenza, chiude a 42 punti, poi bisognerà vedere cosa hanno fatto le altre, ma si tratta di un ottimo risultato, no Francesco? Un ottimo risultato che conferma il trend di crescita dell'ultimo quarto del campionato da parte della Nuorese. È mancata un po' di continuità, c'è stata una crisi di risultati a inizio girone di ritorno che ha un po' allontanato la Nuorese dal gruppo di vertice. Questa vittoria potrebbe aver fatto guadagnare delle posizioni in classifica, una vittoria non banale perché arriva in un derby e perché potrebbe valere il secondo posto. Il risultato finale premia la Nuorese, che forse ci ha provato un po' di più e ha avuto qualche occasione in più del Taloro, ma dobbiamo dire che oggi chiudono bene entrambe la stagione, entrambe hanno di che essere soddisfatti. La Nuorese perché era il primo anno in eccellenza, rientrava in eccellenza e ha conquistato un ottimo piazzamento valorizzando i giovani e confermando la tenuta degli esperti. Fa anche piacere che sia stato Emerson oggi a mettere il sigillo su questa stagione col ritorno al gol al quadrivio. È un'ottima stagione anche per il Taloro Gavoi, sembrava particolarmente compromessa alla fine del girone d'andata la stagione del Taloro, la numero 25 consecutiva in questa categoria. Tanta roba. Ha cambiato l'allenatore, ha aggiustato qualcosa, complimenti a Mister Pinna che è entrato in corsa e ha saputo dare un'anima nuovamente a questa squadra e saranno 26 stagioni in eccellenza. E allora su queste immagini di festa da parte della Nuorese che va a incontrare l'abbraccio dei propri sostenitori in curva, chiudiamo la nostra diretta. Ringrazio Francesco Tuffu per il contributo in questo secondo tempo. Ringraziamo anche Andrea Farris per le immagini e la regia. Da Andrea Collu un saluto e buona domenica.